Buonasera a tutti. Posso sedervi? Santo Dio mi aiuta. Per me è un po' difficile essere qui perché è la prima volta che predico in italiano. E questa è una sfida che il pastore mi ha fatto e questo mi ha portato tanta paura. Ma io credo che Dio è il mio soccorso. E Lui è qui. E chiedo per non guardare a me, il mio italiano così, ma chiedo per guardare la parola, il messaggio che Dio ha portato per te oggi. Amen? Amen. Per chi non mi conosce, mi chiamo Daisy. Sono in Italia da 1 anno e 7 mesi. Sono dal Brasile. Sono sposata con Luciano, questo uomo bellissimo. Sono la mamma di Anthony e Isadora. E oggi voglio condividere con voi una parola che Dio ha parlato con me da tanto tempo fa. Però Lui continua a parlare con me su questo argomento. Ogni giorno Dio parla con me su questo, perché non posso dimenticare di questo argomento, non posso dimenticare di questa parola. Devo ricordare tutti i giorni. E voglio invitare a tutti voi a ascoltare e a riflettere su questo argomento, su questa parola. Amen? Il tema che ho scelto è perché io? E chiedo per aprire la sua Bibbia in Vangelo secondo Luca 17, 11 a 19. Io non ho una Bibbia in italiano, ma ho scritto tutto qua. Amen. Dice così. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. E mentre entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate e mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. E si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Amen. Questo testo ci racconta la famosissima storia dei 10 lebbrosi che hanno chiesto a Gesù di essere guariti dalla loro malattia. Tutti
obbedirono a ciò che Gesù aveva detto. Gesù ha detto: va, faccia questo. In mezzo alla strada, tutti e 10 furono guariti, ma solo uno di loro tornò dove si trovava Gesù per ringraziarlo per il miracolo ricevuto. Solo uno di loro riconobbe e fu grato per ciò che Gesù aveva fatto. Una volta ho sentito una storia di un giovane che era recentemente convertito. In una conversazione con il pastore della sua chiesa, lui fa una domanda: perché io? Perché io, pastore? Tra tante persone intelligenti, importanti al mondo, perché Dio ha scelto a me? E tu? Sai perché Dio ti ha scelto? Io non so perché Dio mi ha scelto. E penso che la domanda che posso fare è anche: sai di essere stato scelto? Sai che Dio ti ha scelto per conoscere a Lui? Per vivere insieme a Lui? E per essere una casa per il tuo Santo Spirito? Ci sono alcuni versetti nella Bibbia che ci parlano del fatto che siamo stati scelti da Dio, e ne leggerò uno qui per voi. Giovani 15:16. Dice così: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Questo testo chiarisce che siamo stati scelti da Dio. Oggi abbiamo cantato questo, che nell'inizio Dio ha scelto ognuno di noi. Abbiamo ascoltato la sua parola e abbiamo creduto nel sacrificio di Gesù perché ci ha scelto per credere in Lui. E qui arriva di nuovo questa domanda: perché io? È perché siamo persone meravigliose? Perché siamo pieni di virtù e talenti? Perché il nostro cuore è pieno di amore? Ed è per questo che Dio ci ha scelto come suoi figli? Non è per questo motivi. Invece, è proprio perché siamo così peccatori, pieni di mali, incapaci, che Lui ci sceglie. Salmi 139:16, che è il mio salmo preferito, dice così: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Ha mai riflettuto su questo? Come si sente il tuo cuore quando ti fermi e pensi che Dio ti ha scelto prima che tu nascessi? Affinché potessi ascoltare la verità attraverso la sua parola. Affinché oggi tu fossi qui, ascoltando a me,
e potessi ringraziare per questo. Anche se sai di non meritarlo, non sei degno, ma la sua grazia ti è arrivata e oggi conosci non solo per avere sentito parlare di Lui, ma per aver vissuto e fatto esperienze con Lui, proprio come dice Giobbe 42,5. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Dio non ci sceglie per le nostre qualità, ma ci sceglie per la sua grazia e perché per ognuno di noi c'è un progetto. Siamo tutti un progetto da Dio. Dio non ci sceglie perché siamo buoni. Non siamo. Ci sceglie perché Lui è buono. Dio è buono, io no. Mentre siamo qui, facciamo parte del suo piano per la nostra famiglia, per il nostro lavoro, per la nostra chiesa, per i nostri amici. Non siamo degni della grazia di essere scelti, ma siamo figli amati da Lui, perché abbiamo ascoltato la sua parola e crediamo in ciò che ha fatto. Crediamo nella morte e resurrezione di Gesù e crediamo nella sua sovranità e nella sua volontà per noi. Non sempre comprendiamo la sua volontà. Essere cristiani non è facile. Nem sempre comprendiamo il suo permesso nella nostra vita. È difficile credere in Gesù. Non è facile. Se qualcuno ti dice è facile, è una bugia, perché non è. È difficile. Perché se vogliamo essere come Gesù, dobbiamo lavorare tanto, perché è difficile. Ma confidiamo comunque nella sua saggezza eterna. Dio sa quello che fa. Io non so. Bisogno di Lui per sapere vivere la mia vita, per sapere cosa devo fare, cosa devo pregare. Quel lebbroso è stato scelto per essere guarito, proprio come gli altri 9. Ma quell'uomo che tornò ha preso la decisione di essere grato. Ha preso la decisione di riconoscere che Gesù era colui che lo aveva guarito. Quante volte siamo così scossi, insoddisfatti della situazione della nostra vita che dimentichiamo ciò che è più importante. Dio ci ha scelto. Ha deciso di amarci e di renderci suoi figli. Ha deciso di usare le nostre vite come suoi strumenti per far conoscere il suo amore a coloro che sono stati scelti anche da Lui, ma che ancora non lo conoscono come noi. C'è tante altre persone che sono scelte da Dio, ma ancora non conoscono Dio come noi, non conoscono Gesù come noi. E la parola bisogna arrivare a loro.
Quante volte ci sentiamo frustrati, tristi dalla nostra avversità e dai nostri problemi? E dimentichiamo di contare le meraviglie che ha fatto. E la benedizione di svegliarci ogni giorno con una possibilità di cercare una soluzione a quello che sta succedendo nelle nostre vite. E svegliarci ogni giorno è una grazia da Dio su di noi. Non possiamo dimenticare di questo. E tutti i giorni dimentichiamo. Mentre investiamo il nostro tempo nel lamentarci e mormorare, potremo investire il nostro tempo nell'adorare e glorificare il nome di Gesù per la libertà che ci ha donato attraverso il suo sacrificio. Siamo liberi. Dio ha fatto questo. Potremo investire più tempo nell'essere grati per la tua grazia riversata su di noi tutti i giorni. Dio non è buono solo quando tutto va bene. Dio è buono e mostra il suo amore anche nella lotta e nel dolore, nella difficoltà e nella tristezza, nel lutto e nella sofferenza. Lui è sempre buono. Abbiamo motivi per essere tristi, preoccupati, ansiosi? Sì. Lo abbiamo tutti. Potrebbe essere che abbiamo motivi per chiedere a Dio: Dio, perché io? Perché questa cosa sta succedendo con me? Perché sto vivendo questo? Ma ti invito a chiedere a Dio: perché io? Ma di un altro modo. Così. Dio, perché sono tanto amato da te? Perché sono tanto benedetto? Perché ho tanta salute? Perché ho un lavoro che aiuta a mantenere la mia casa? Perché i miei affari vanno bene? Perché il Signore mi ha dato dei figli così belli, pieni di vita? Perché il Signore mi ha dato questa moglie meravigliosa? Perché il Signore mi ha dato questo marito laborioso? Perché il Signore mi ha permesso di comprare la mia casa? Perché nella mia tavola non manca mai nulla? Perché non ho freddo? Perché il Signore mi permette di svegliarmi ogni giorno? Perché oggi il Signore mi permette di sentire questa parola? Perché il Signore viene incontro ai miei bisogni anche se sono così ingrato? Perché il Signore mi ama tanto anche se provo rabbia e odio? Perché il Signore mi insegna con tanta pazienza anche quando non riesco a controllare i miei impulsi e finisco per parlare male degli altri. E anche quando non ho autocontrollo, quando invece di dimostrare umiltà, preferisco essere orgoglioso e arrogante. Dio fa tutto questo perché vuole.
non abbiamo nulla da offrire a Dio, ma Lui ci ha comunque scelto. Quindi, non interrogare Dio su quello che stai attraversando, ma chiede a Dio: Dio, come posso superare questa situazione? Cosa faccio con questo che sta succedendo? Io conosco una delle risposte. Essere grato e riconoscere che solo Lui può permetterti di vivere ciò che stai vivendo. Dio sa quello che stai vivendo. Dio non è cieco. Lui vede tutto. Il suo dolore, quando piange, sua sofferenza, sua tristezza. Dio vede tutto. Però l'affare di Dio è con te, è con me, con ognuno di noi. Sei tu che Dio vuoi cambiare. Sei tu che Dio vuole trasformare. Sei tu che Dio vuole usare. Non è perché sei importante o necessario, perché Dio non ha bisogno di noi, ma è perché vuole cambiare la situazione nella tua vita e la situazione intorno a te, trasformando e cambiando a te per primo. Tu non cambia niente e nessuno. Dio cambia tutto attraverso della sua misericordia e grazia, e solo Lui può insegnarti ad avere un cuore grato. Molti versetti della Bibbia parlano di gratitudine a Dio, di come dovremo essere grati a Dio in ogni circostanza. Prima lettera ai Tessalonicesi 5,18. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Salmi 103,2. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Salmi 136,1. Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Che possiamo essere grati e lamentarci meno. Impariamo a ringraziare Dio non per la lotta che stiamo attraversando, ma per averlo con noi a combattere a nostro fianco. Le nostre battaglie si vincono solo se Lui è con noi. E una delle armi da usare nelle battaglie è la gratitudine verso chi può fare tutto. Gratitudine è una porta enorme per cambiare qualcosa nella nostra vita. Una persona ingrata è triste e è difficile di convivere. Una persona ingrata non riesce a vedere quello che Dio fa tutti i giorni. E quando arriva la difficoltà, arriva il dolore, arriva la lotta, possiamo contemplare la sua bontà per permetterci di vivere questa battaglia e non avere più alcun dubbio che è Lui che combatte per noi. Se abbiamo Dio, non bisogniamo di più niente. Sembra semplice questa cosa, però dobbiamo praticare questo tutti i giorni, perché dimentichiamo tutti i giorni. Nella seconda lettera ai Corinzi 4,
16-18 dice così: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, abbiamo cantato questo, ma a quello che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quello che non si vedono sono eterni. È vivere per fede. Essere grato anche è vivere per fede. Quando siamo grati, impariamo a confidare in Dio e anche a non desistere. La gratitudine rafforza la nostra fede, la nostra fiducia nel Dio che tutto può e vede. Un cuore grato, c'è fiducia in Dio. Di nuovo, non è facile, è difficile. È così difficile. Ma è possibile. Oggi voglio invitarvi a chiedere al Signore: perché io? Perché tu hai scelto me? Ma lascia che Dio ti riveli perché ti ha scelto. La risposta può venire di tanti posti, ma questa risposta si trova principalmente nella sua parola. Forse non lo capisci ancora, ma c'è un scopo di Dio nella tua vita. Ma non puoi mai dimenticare ciò che è più importante. Ciò che è più importante è: sei stato scelto per far conoscere il suo nome in tutta la terra. Se tu non sai qual è il tuo proposito, questo è uno di loro: fare il nome di Dio conosciuto in tutta la terra. Io non so perché sono qua adesso. Io non so perché il pastore mi ha invitato per parlare oggi. In questa settimana ha fatto questa domanda per Dio: perché io non so parlare italiano? E il pastore dice: ah, può essere italiano? No, Signore mi aiuta. In questo momento non sono io, perché io non sono capace, ma Dio è capace di usare qualsiasi persona per fare quello che vuoi. Ci sono molti eletti che non sono ancora stati raggiunti. E facciamo tutto parte di ciò che Dio deve ancora fare nell'umanità. L'umanità è grande, però il nostro Dio è maggiore, è più grande che l'umanità. E Lui può fare qualcosa. Può usare io, può usare te, può usare i nostri figli che sono piccoli. Dio ti ha dato questi figli perché tu hai una missione. Rimaniamo grati e fiduciosi che il Dio che ti ha scelto sa quello che fa. Oggi ricordiamo il sacrificio di Gesù sulla croce attraverso la Santa Cena.
Gesù ha fatto questo per un scopo: offrire la salvezza a chiunque crede in Lui. Ci offre la salvezza eterna e questo basta per mantenerci grati fino al suo ritorno, perché Egli ritornerà. Abbiamo una missione: parlare su Gesù nel mondo tutto. Dio non ha bisogno di fare altro per dimostrare che ci ama. Ha già mandato suo figlio. E noi dobbiamo ritornare a Gesù ogni giorno con cuore grato, proprio come ha fatto il lebbroso. Faccio un'altra domanda. In quale scenario ti troveresti? In colui che riceve la benedizione e va avanti con la sua vita? O in colui che riceve la benedizione e torna a ringraziare? Chi siamo noi qui, in questo scenario? Dobbiamo avere un cuore grato. Perché Dio già ha fatto tutto quello che bisogniamo. Dio già ha inviato il suo figlio. Dio ha fatto tutto che bisogniamo. Non c'è nulla che Lui bisogna fare. Non c'è. È finito. E abbiamo un tempo, perché Gesù ritornerà. Egli verrà. E ti invito, parla di Gesù. Cerca la sua volontà. E sii grato fino al tuo ritorno. Amen? Amen. Amen, pastor. Signore Gesù, ti ringrazio per questi giorno. Ti ringrazio per questa parola. Ti ringrazio, Signore, perché sei che tu sei qui con noi. Grazie, Gesù, perché tu hai inviato il tuo figlio per offrire a noi la salvezza e la vita eterna, Signore. Che possiamo essere coraggiosi, Gesù, e possiamo parlare di te tutti i giorni nella nostra vita. Che possiamo essere grati a te tutti i giorni nella nostra vita. Perché senza di te non possiamo nulla. Ma con te, Gesù, possiamo tante cose. Aiutano, Gesù. Aiuta ognuno di noi a essere grati, a essere grato e a parlare di te tutti i giorni. A te fino al suo ritorno. In nome di Gesù. Amen.